Abbiamo la Protezione Civile che alternandosi nelle varie squadre sta monitorando appunto i luoghi più sensibili. Quindi direi che al momento è andato tutto bene, attendiamo l'ondata del pomeriggio e le prime ore della mattina di mercoledì, che sono quelle più complesse dal punto di vista del bollettino che ci è arrivato. La pioggia non dà tregua a Pieve di Soligo, dove da ore si registrano forti precipitazioni che hanno causato l'allagamento di alcuni campi. Anche i fiumi sono carichi di acqua e minacciano di esondare, mettendo a rischio le abitazioni e le attività produttive. Da ieri sera è stato aperto il centro operativo, attivate le misure di prevenzione e soccorso previste dal piano di emergenza comunale. La situazione è seria, ma tutto è sotto controllo, grazie anche all'opera degli uomini della Protezione Civile che effettuano sopralluoghi in tutto il territorio e monitorano costantemente il livello dei corsi d'acqua. Abbiamo sul territorio comunale delle aree particolarmente attenzionate e soggette a esondazione, che sono il Borgo Stolfi, il centro di Sollighetto nella parte verso i mulini, verso la parte dove si trovano i mulini, e la parte collinare. Poi c'è una parte di risorgiva dalla parte di via Pezzolle sul lato est del comune di Pieve di Soligo, che solitamente comporta delle alluvioni perché ci sono delle difficoltà di deflusso delle acque dai campi. Il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, ha invitato la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità e a non avventurarsi in zone a rischio, come ad esempio evitare di camminare lungo i corsi d'acqua. Per ora tutto sotto controllo, non abbiamo grandi problemi, speriamo che questa pioggia non crei ulteriori danni comunque agli edifici che risentono ancora della grandinata di luglio e che non sono ancora stati riparati.